Buonasera a tutti voi, benvenuti a questo TG Padova, lo avete sentito da Luigi Primon. Oggi il PDL Veneto ha presentato il nuovo metodo di scelta della classe dirigente, ovvero le primarie, sia per le elezioni amministrative che per le politiche di primavera. Antonella Manna ci spiega con dovizia di particolari e quindi nel dettaglio quel che è successo. La mettiamo sul conto. Cambiali in bianco non verranno date a nessuno prima di qualsiasi altro ragionamento e questo è il diktat sul quale si fondano le primarie del Popolo della Libertà Veneto presentate oggi dal capogruppo regionale Dario Bondi, il vicepresidente della regione Marino Zorzato, il consigliere regionale Pier Giorgio Cortellazzo, che hanno fatto propria la battaglia portata avanti dai giovani del partito, rompere col passato, offrire opportunità, rinnovare gli obiettivi del nuovo metodo di scelta dei candidati. È evidente che queste primarie funzionano e possono funzionare se ci sarà tanta concorrenza, tante persone che presenteranno una lista, 100 firme, 150 e diranno noi corriamo. Ecco, se c'è un confronto anche aspro ma senza cattiverie e se c'è un grosso attivismo l'obiettivo delle primarie sarà raggiunto. La selezione dei candidati partirà dalla base nelle piazze. Per i seggi di Camera e Senato, per gli aspiranti sindaci nelle grandi città, ci saranno delle primarie del centrodestra e, dove possibile, delle primarie di coalizione in contemporanea con quelle per il candidato premier, ma in maniera disgiunta. L'impegno politico è andare a Roma con la classe politica scelta dagli elettori e lì questa lista dovrà essere rispettata nell'impegno. Nascerà una classe di candidati che noi metteremo in lista e che successivamente speriamo i veneti votino e li mandino a Roma a rappresentarli. Così poi ci sarà un patto tra il candidato eletto e l'elettore. Cioè io ti ho scelto, ti ho fatto mettere in lista, ti ho votato. Adesso, nella tua responsabilità, mi devi rappresentare. Il 16 dicembre, data annunciata per le primarie nazionali, è troppo vicina, convengono i promotori. I candidati locali hanno bisogno di organizzarsi, di un minimo di campagna elettorale. Si spera quindi in uno slittamento verso la fine di gennaio. Nessuna preoccupazione poi per il sistema elettorale. Qualunque esso sia, solo chi riceverà voti alle primarie verrà candidato. Ma anche Renzi della situazione o no? Ma secondo me ne abbiamo diversi di Renzi e poi, se posso fare un inciso, non è tanto una questione di protagonismo quanto piuttosto di meritocrazia. Vedete, per noi non c'è grande differenza tra dei vecchi cooptati o dei giovani cooptati, quello che conta oggi è la capacità di fare politica, il radicamento sul territorio. Tutti quelli che si candidano sono lodevoli, vale anche per Giancarlo Galan, a caccia di consensi per le primarie nazionali, ha specificato Bond, ma Galan dovrà essere convincente, dovrà avere gli occhi che si infiammano, la voce che trascina per conquistarsi un posto al sole. A vigilare sulla correttezza delle primarie un comitato etico che darà la sicurezza che tutto avvenga secondo regole dinamiche e serie. Istituire un osservatorio per salvare gli imprenditori veneti dalle